la mia prima esperienza lavorativa l'ho fatta non diciamo, nell'ambito della galleria, ma in un, diciamo, sono stato assunto alla CIGA, Compagnia Italiana Grandi Alberghi, come segretario amministrativo e quindi ho fatto 5-6 mesi al Lido di Venezia. Nel frattempo, no, diciamo, aspettavo così, una chiamata da qualche impresa, eccetera, eccetera. E questa chiamata venne, no, attraverso l'impresa Stalli, no, che interpellò l'APIM della scuola, no, e richiedeva 2 periti minerari per un lavoro che l'impresa aveva acquisito a Roma, no? Era un lotto di 9 chilometri di galleria, no? Che faceva parte di un complesso di 30 chilometri che portava, un acquedotto che portava l'acqua dai piedi del Terminillo fino a Roma. E quindi la richiesta dell'impresa, no, diciamo, richiedeva questi due periti, l'APIM nella figura, nella presenza del presidente di allora, che era l'ingegner Zandò, segnalò il mio nome e uno di Caprile, no, un certo Ballis Dario. No, e quindi per questo ne sarò sempre riconoscente e con profonda gratitudine sia all'APIM che anche all'ingegner Zandò. L'impresa Astaldi mi mandò una raccomandata di presentarmi in sede a Roma e diciamo in una maniera un po' rocambolesca, perché questa chiamata avvenne nel 1966, il 4-5 di novembre, che quindi c'era un disastro nelle zone nostre e quindi sono riuscito a partire in maniera proprio, no, con prepotenza sono salito su un elicottero dell'esercito senza autorizzazione, no, nel momento di disattenzione del pilota e diciamo, mi hanno portato a Belluno all'aeroporto e da là gentilmente mi hanno portato poi in stazione. In pratica alle 7 di mattina del giorno dopo ero a Roma, no? E quindi poi sono andato in sede, ho fatto un colloquio con un ingegnere e diciamo, ho fatto delle domande di topografia, qualcosa che ho risposto in maniera abbastanza semplice, abbastanza facile e diciamo, mi disse adesso, dice lei ritorni a casa e si ripresenti il 1° di dicembre. E quindi il 1° di dicembre sono ripartito un'altra volta, sono stato assunto e ho iniziato un lavoro. Il mio collega è andato in un cantiere in Calabria, mentre io invece no, diciamo, sono andato in questo cantiere dell'acquedotto del Peschiera e quindi ho iniziato l'attività. Quindi naturalmente senza conoscere molto di cantiere, ma insomma alle prime armi, quindi cercando di fare tutto quello che mi dicevano con buona volontà, con impegno e senza tirarsi indietro, eccetera, eccetera. E quindi insomma ho fatto le prime esperienze. E, diciamo quindi assunto come responsabile della polveriera perché di questi 9 chilometri diciamo 6 erano in terreni rocciosi, diciamo, no? Quindi c'era l'utilizzo dell'esplosivo e quindi io seguivo gli acquisti e la gestione dell'esplosivo, quindi tenevo i libri diciamo, di arrivi, prelievi, giacenze e tutte queste cose qua. Mentre gli altri 3 chilometri diciamo che diciamo di questo tracciato che attraversavano tutta una piana, no? Quindi dove la formazione geologica era diciamo tutte sabbie addensate, molto diciamo non compatte e quindi hanno pensato di utilizzare una TBM. E quindi già a quell'epoca, diciamo, forse era la prima TBM utilizzata in Italia, no? È stata acquistata, montata in una galleria, era un diametro di 4 metri, non molto grande.
e quindi ho fatto la prima esperienza di utilizzo con quel lavoro con lo scavo meccanizzato, diciamo, no? Quindi insomma non è stato, insomma ci sono stati tanti bei problemini perché nessuno conosceva quelle macchine, eccetera, però insomma in qualche maniera siamo riusciti a fare questi altri 3 chilometri e anche attraversare zone che normalmente sarebbe stato abbastanza complicato attraversarle, no? E questi anelli prefabbricati, questi elementi di un anello completo che faceva parte del rivestimento della galleria, dove la macchina si appoggiava per poter avere la spinta di avanzamento, venivano da un impianto di prefabbricazione eh, gestito, e forse anche era il padrone, un bellunese, no? Che guarda caso era del Comelico, no? Di Domegge, no? E quindi a fine mese veniva in cantiere per i conti, per la situazione, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri, a parte che ci portava le stecche di sigarette, che allora già, diciamo, era già una cosa, e in più poi ci portava a pranzo diciamo, ecco, non solo il pranzo, ma anche c'era qualche bel bicchiere di vino abbondante, diciamo, ecco, questa era una cosa molto piacevole. Guarda un po', già da allora nel 1966-67 un bellunese aveva piantato un impianto di prefabbricazione a Napoli, quindi questo era. Ecco, quindi questo lavoro è durato fino al 1971. Nel frattempo, no, diciamo intorno al 1970, si stava avviando, diciamo, l'idea dell'alta velocità Roma-Firenze, e quindi diciamo, l'impresa mia si consorziò con altre 4 imprese, no? La Lodigiani, la Dipenta e la Sogene, e formarono un consorzio denominato Ferrofir, che voleva dire Ferrovia Roma-Firenze. Ecco, finito questo lavoro, no, io sempre alle dipendenze dell'impresa Staldi, no, mi sono trasferito a questo consorzio, e il personale, diciamo, di questo consorzio era un po' di un'impresa, un po' dall'altra, e quindi avevamo formato una nuova organizzazione. E quindi, diciamo, il lavoro da fare era praticamente un lotto di 44 km di alta velocità dalla tratta Orte Nord, Orvieto Nord. In questa tratta c'era anche una galleria di 7 km e mezzo, no? Mentre, diciamo, gli altri raggruppamenti eseguivano, diciamo, i lavori, no, rilevati, ponti, viadotti, eccetera, eccetera, noi, diciamo, la nostra impresa e il nostro gruppo diciamo, si iniziò allo scavo di questa galleria, e questo consorzio, diciamo, già allora c'era l'idea di utilizzare lo scavo meccanizzato. Acquistarono una TBM, no? Un prototipo dalla Robbins, e diciamo, per diciamo, una galleria ferroviaria a doppio binario la sezione era molto, diciamo, era una cosa con di diametro di 11 metri, e con una sezione a ferro di cavallo per poter ridurre poi il riporto del materiale per creare la piattaforma ferroviaria, no? Quindi era una macchina mai costruita prima e mai utilizzata, soprattutto anche di quel diametro. Dalla Robbins di Seattle, in America, quindi vennero i pezzi, venne montata, e si iniziò lo scavo di questa galleria, con notevoli difficoltà, anche perché, diciamo, nessuno aveva molta esperienza, molta pratica, neanche gli americani stessi, perché era un prototipo, diciamo, no? Però insomma, piano piano, dopo i primi 4-5 mesi, dove veramente diciamo, abbiamo fatto molta fatica, con anche problemi, anche un infortunio abbastanza grave, cioè, anzi mortale, per dire la verità,
E poi diciamo, messi a punto determinati problemi, sostituito certe cose, eccetera, eccetera, diciamo, la macchina ha cominciato ad andare, oppure noi eravamo diventati anche abbastanza bravi insomma abbiamo fatto questi 7,5 km di galleria in 2 anni e mezzo, quindi abbiamo fatto delle produzioni anche molti mesi di oltre 400 metri al mese di galleria rivestita, finita. Ecco, questa organizzazione, diciamo, ci siamo ritrovati con questo raggruppamento di persone di diverse provenienze, anche con altri periti minerari, no? Fra i quali, diciamo, ricordo molto bene Fusina Sergio, non so se lei è una persona squisita, è un compagno veramente che abbiamo lavorato per tanti anni assieme, poi un certo Ganz e Giglio, no? E quindi eravamo anche abbastanza, diciamo, tra periti. E questo lavoro praticamente è durato fino al 1977, 76-77, perché poi diciamo, non solo la galleria, ma poi c'erano i 44 chilometri di linea da completare, con viadotti molto lunghi, insomma, ponti sul Tevere, rilevati, e tante opere minori, eccetera, eccetera. Diciamo nel 76-77, sempre con questo stesso consorzio, con questa stessa impresa, diciamo, hanno diciamo, acquisito un lavoro a Roma, no? Sulla linea sempre ferroviaria Roma-Civitavecchia-Livorno, no? Che era un lavoro abbandonato da tanti anni, abbandonato per difficoltà di attraversamento, perché erano terreni, diciamo, impregnati di acqua alimentata dal lago di Bolsena, no? E quindi praticamente con i sistemi di allora, no? Non si riusciva più ad andare avanti e quindi sono stati abbandonati. L'acquisizione di questo nuovo lavoro, di questo tratto di galleria sotto Roma, che dalla stazione diciamo, San Pietro andava verso Civitavecchia, sulla linea Roma-Civitavecchia-Livorno. Ecco, per fare questo lavoro, diciamo, abbandonato molto tempo indietro per problemi di terreno, di difficoltà di avanzamento, no, adesso diciamo, il consorzio acquistò una nuova macchina, no, con questa nuova tecnologia definita dell'hydroshield, cioè dire una macchina con supporto del fronte, no, in aria compressa e bentonite. Quindi diciamo una nuova tecnologia, e a quel tempo, no, questa macchina, questo hydroshield, no, era il più grande del mondo, la macchina più grande del mondo con questa tecnologia, e l'abbiamo utilizzata noi, diciamo. E anche questa, diciamo, anche una tecnologia nuova, quindi non molta esperienza, perché quella era quella che abbiamo fatto sulla direttissima Roma Firenze, aveva un modo di procedere, eccetera, eccetera, e questa invece è un'altra. Comunque piano piano siamo riusciti, diciamo, e quindi richiedeva anche una preparazione diversa, perché l'aria compressa, no, c'era una camera iperbarica sulla macchina che consentiva di andare al fronte per le manutenzioni, per i controlli, eccetera, eccetera. Bisognava pressurizzarsi alla pressione che c'era al fronte per poter accedere, no, e di conseguenza poi a risalire in superficie
Però ecco, tutto questo veniva consentito dopo una profonda preparazione anche fisica, no? Abituarsi a questa nuova, all'aria compressa, quindi una idoneità anche fisica, uno non doveva avere molti problemi eccetera eccetera, e imparare a lavorare in aria compressa, perché i fenomeni, no, a lavorare in aria compressa sono diversi, diciamo, no? al fatto delle orecchie, della compensazione, della voce, del fisico e tante altre cose. E comunque diciamo che anche questo lavoro è stato avviato in una certa maniera, con una certa produzione, e siamo riusciti a completare questo lavoro e a mettere in comunicazione, no, questo tratto nuovo sotto Roma, no? Quindi sotto la città di Roma, senza creare problemi o fratture oppure crolli di abitazioni eccetera eccetera, e abbiamo messo in comunicazione, no, la parte che era rimasta da fare con la parte vecchia già costruita, diciamo, e quindi diciamo che è stata collegata a questa, quindi la linea Roma-Civitavecchia Livorno è entrata in funzione. Questa macchina però, quando si è incontrata con la parte esistente, è stato fatto in quella zona è stato fatto un pozzo profondo 50 metri, diametro di circa 20 metri, no? Perché non si poteva perdere una macchina, insomma, così, che costa svariati milioni di euro, insomma, no? E quindi è stato fatto questo pozzo, no? Attraverso una gru da 700 tonnellate di portata è stata imbragata, no? Tirata su tutta intera, tutto il tubo, diciamo, no? Il tubo è caricato su un carrellone, allora era una ditta specialistica che faceva questi trasporti eccezionali, che era la Fumagalli di Milano, e praticamente è stato portato lungo una strada, adesso per chi conosce, non so, Roma, comunque diciamo da circonvallazione Cornelia, tutta la via Gregorio VII fino alla stazione di San Pietro, per fare un altro tratto di galleria che sarebbe stato, no, un raddoppio di una linea a un binario unico, di una linea Trastevere-Viterbo, no? E quindi questo affare da 10,64 m di diametro, no? Caricato su un carrellone che diciamo cammina lungo le strade di Roma, è stata un'operazione di quelle non simpatiche. Basta solo pensare, no, a tutti i semafori, a tutti i lampioni, a tutte le macchine parcheggiate lungo la strada, agli alberi che ci sono, eccetera eccetera. Insomma, è stata un'organizzazione, no, diciamo non facile, con questo carrellone che il peso di questo bestione era intorno ai 380 tonnellate, no? Quindi anche il timore di sprofondamento della strada, no? Dei tombini o delle cose così, insomma, comunque questo diciamo è tutto di notte, a luna di notte, tutti questi trasporti, no, lungo questa strada, e siamo arrivati. E dopodiché sono stati estratti tutti gli altri elementi del backup del carro eccetera eccetera, e per 9 giorni, no, abbiamo fatto questo trasferimento da questa macchina che l'abbiamo tirata su da questo posto, portata in un altro cantiere, no, per poter poi rimetterla in funzione ed eseguire un altro tratto di galleria che dalla stazione San Pietro andava verso Trastevere. Diciamo, questa operazione, diciamo, quindi a Roma parliamo che abbiamo iniziato nel 1978, no? Abbiamo finito questa galleria sulla Roma Civitavecchia, è stata trasferita la macchina nell'altro cantiere nel 1985-86,
no? E abbiamo iniziato l'altro tratto di galleria dalla stazione San Pietro a Trastevere, che erano altri circa 2000 metri, 2 chilometri, e abbiamo praticamente finito intorno al 1988. Oltre a questo cantiere, diciamo, di fianco c'era anche la galleria vecchia della linea, sempre Trastevere-Viterbo, una galleria con una sezione tipica di un binario unico, diciamo, ma vecchio, che era rivestita in mattoni e quindi abbastanza precari, eccetera, eccetera. Quindi era stato fermato il transito di treni e era stata fatta anche insieme, in contemporanea, la ristrutturazione di questa galleria, quindi la fresatura della calotta con una nuova calotta, piedi dritti e arco rovescio che non c'erano. Anche questo è un lavoro, diciamo così, di ristrutturazione. E tutto quanto questo praticamente fino al 1988. Intanto ecco, diciamo, il mio ruolo naturalmente, no, partendo dal primo lavoro dall'acquedotto del Peschiera, da impiegato di terza categoria, poi gradualmente, mano a mano, no, siamo andati avanti fino a questo lavoro, l'ho svolto con le mansioni di capocantiere. Finito questo, ecco, sempre anche per la fortuna anche di avere sempre una continuità nel lavoro, nei cantieri, sempre con questo consorzio, perché ormai questo consorzio è stato costituito solo per fare la ferrovia Roma-Firenze, ma poi diciamo, è andato bene, ha prodotto, ha fatto, eccetera, eccetera, ed praticamente siamo proseguiti anche in altri lavori, sempre con la stessa definizione. Ecco, nell'88 questi lavori sono stati quasi completati e nel frattempo il Consorzio aveva acquisito un nuovo lavoro in Sicilia, no? E cioè dire una linea ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, quindi praticamente l'attraversamento dei Peloritani da Messina a Villafranca, che era una galleria di quasi 13 chilometri. E quindi a questo punto quello che era addetto agli scavi meccanizzati, che ero io, no? E quindi bisogna andare in Sicilia. E quindi qualcun altro ha completato il lavoro, diciamo, a Roma. E io sono stato inviato a Messina e ho iniziato, diciamo, questo lavoro, che era 13 km di galleria, prevedeva una parte con lo scavo in tradizionale, quindi mezza sezione, centine, rivestimento, strozzo, piedritti, arco rovescio. Questo era da un fronte. Dall'altro fronte invece, dove non è stato possibile effettuare sondaggi e carotaggi per capire i terreni che si andava a attraversare, perché c'erano delle coperture altissime, quindi non era possibile, non si sapeva. Allora hanno pensato di eseguire prima un tunnel pilota, cioè mettere una macchina piccola da 4 metri di diametro, eccetera, eccetera, che faceva questo preforo, e poi dopo, diciamo, perché un conto in caso di disastro geologico, eccetera, un conto è una galleria piccola, e un conto è una galleria di una sezione di 100 metri quadri, insomma, o anche più, quindi anche gli interventi e i consolidamenti sarebbero stati in maniera molto più semplice. Quindi è stata acquistata una macchina piccola, una Wirt doppio scudata, che ha iniziato a scavare questo preforo, questa galleria piccola, senza mettere conci, senza niente, solo centine e degli stelli di legno, no, che proteggeva dal terreno, anche perché era una galleria che poi dopo doveva essere distrutta, diciamo, no, per poter essere allargata. E quindi abbiamo iniziato con questa macchina, ma subito
abbiamo avuto le prime sorprese, perché questa era una macchina che andava bene nei terreni di roccia, no? Quindi diciamo che la roccia ne abbiamo trovato molto poco, perché i terreni della Sicilia sono molto problematici, insomma, perché c'è una continua variazione delle falde, delle faglie, no? Piene d'acqua, con materiale di frizione, eccetera, eccetera, quindi infatti i primi 300 metri si è bloccata la testa, quindi non girava. Un intervento in presenza di una macchina, un intervento al fronte è difficile, non ci si può accedere, e quindi in questo caso è stato necessario dietro la macchina togliere il rivestimento, scavare un'apertura, un camino sopra, no? E fare un allargo sopra la macchina per poter fare poi un infilaggio con dei tubi spessorati e poi iniettati per creare, di bloccare, diciamo, questa, perché hanno tutte faglie, no? E quindi piene d'acqua, che al momento in cui la macchina arrivava là, no, praticamente quest'acqua in pressione, perché la copertura è molto alta, riempiva la galleria e anche la macchina, quindi la testa non girava. Quindi bisognava fare questa specie di ombrello e poi iniettare, eccetera, eccetera, per consentire di rismuovere la macchina, che non venisse giù altro materiale, per poi ripartire. E questa è stata una sequenza continua di questi fenomeni che insomma ogni 2 o 3 settimane succedeva questa cosa qua, che bisognava rimanere fermi. Il primo intervento ci abbiamo messo 5 mesi per superarlo, perché non era facile. Però comunque diciamo che siamo andati avanti, tenendo presente sempre questo, innanzitutto anche in presenza di gas, perché questo era stato fatto una una relazione da parte del professor Milli, che era un nostro insegnante, diciamo, alla scuola di mineraria di Agordo, e aveva visto la presenza di idrogeno solforato, quindi anche la macchina era stata costruita in maniera antideflagrante, quindi c'era anche una difficoltà importante, perché per esempio spesso il cannello non si poteva usare perché c'è il pericolo di esplosioni, insomma lavorare in quelle condizioni non era facile. Però diciamo che abbiamo continuato ad andare avanti, abbiamo attraversato anche delle zone diciamo di micascisti, biotiti, quelle cose così, che pareva che andasse molto bene, e questo per dire un fatto abbastanza increscioso che ci ha fatto fermare la macchina per 7-8 mesi, e che a fine anno, a Natale, siamo andati a casa, no? in vacanza, no, per dire. Al rientro, no, diciamo, abbiamo ripreso al 7-8 di gennaio, e il primo turno che è entrato in galleria, quando è arrivato in prossimità della macchina, addirittura si è rovesciato il trenino, non si è piegato, perché poi ci siamo andati a vedere e abbiamo visto che praticamente il terreno era talmente rigonfiato che aveva sollevato tutto il binario, e non solo il binario, ma tutta la macchina per 30 metri, no, l'avevano incastrata, cioè c'era stata una convergenza del terreno di 20-30 centimetri, 30 centimetri per parte, quindi l'aveva schiacciata dentro, no? E quindi era impossibile andare avanti. Però insomma anche là non ci siamo persi d'animo. Abbiamo cominciato a pensare, a fare, e diciamo, abbiamo in qualche maniera tirato via tutte le parti deformate, rotte, cose, eccetera, eccetera. Abbiamo ritirato indietro una parte della macchina, staccando l'altra che era al fronte, e abbiamo iniziato a mano a riscavare, a risagomare la galleria, in modo tale da consentire, mettere centine, spritz, eccetera, eccetera, in modo tale da allargare e di riprendere, e tutto questo
diciamo, ci è voluto 7-8 mesi, insomma. Però alla fine di questo lavoro abbiamo ricollegato la macchina e siamo ripartiti. Abbiamo fatto circa 3 chilometri di degli 8 che dovevamo fare, no, con questo tunnel pilota. E però arrivati a 3 chilometri praticamente abbiamo deciso di rinunciare, perché era praticamente impossibile, quindi la macchina l'abbiamo abbandonata in galleria, e quindi abbiamo ritirato tutto quello che c'era da ritirare e è iniziata allora la fase di allargo, no? Quindi la sezione vera e propria. E quindi diciamo la macchina non ha avuto successo, non era la macchina giusta per quei terreni, perché è importante sempre conoscere i terreni che si devono attraversare per poi definire e decidere il tipo di macchina che va bene per quei terreni. Qualsiasi macchina non può andare bene per tutti i terreni, e questa è stata un'esperienza, diciamo, per certi versi dal punto di vista dello scavo meccanizzato, purtroppo, ma non è il primo di questi problemi, di queste macchine lasciate in galleria, ce ne sono state tante, insomma. Ecco, quindi diciamo abbiamo continuato l'allargo, eccetera, tanto per continuare. Sono rimasto in Sicilia fino al 1995, quindi per 7 anni. 7 anni avanti e indietro, tutte le settimane a casa, andavo a casa, diciamo, o in treno o in aereo, eccetera, eccetera. 7 anni. Dopo 7 anni, a parte che ero anche abbastanza stanco, diciamo, però di questi viaggi, perché diventa pesante, no? Tutta la domenica sera prendere la valigetta, no? E andarsene, eccetera. Insomma, va bene, come diciamo, questo faceva parte del nostro lavoro, e anche, diciamo, l'impresa, diciamo, hanno sempre riconosciuto questa disponibilità, no? Da parte quindi senza proferire reclami o storie, eccetera, eccetera, ma se si deve, come si dice in Sicilia, dice quando mamma chiama Picciotto risponde, no? Questo era. Nel frattempo, diciamo, c'era la Vianini, che l'impresa Vianini, che stava facendo una linea, un raddoppio della linea Ancona-Bari, no? Nella zona di Chieti, quelle zone di San Vito Chietino, e stavano facendo una galleria, no, di 9 chilometri, e quindi ha iniziato da un fronte, ha fatto circa 5 chilometri, dopo hanno incominciato a trovare dei terreni, sabbie fluide, cose, eccetera, eccetera, dove è praticamente impossibile avanzare, e hanno sospeso l'avanzamento. Hanno ripreso, diciamo, proviamo dall'altra parte, a sud, per andare verso nord e vedere se le condizioni sono, e diciamo hanno fatto altri 3 chilometri, poi sono entrati in questa formazione di queste sabbie fluide sotto pressione, sotto falda, eccetera, eccetera, e si sono bloccati. E allora a quel tempo c'era, diciamo, l'ingegnere Lunardi, che era insomma, della Rock Soil, era il padrone della Rock Soil, che seguiva questo lavoro dal punto di vista geologico, geotecnico, eccetera, eccetera. Dice: guardate, qua non c'è nessun modo per poter avanti se non attraverso l'utilizzo di un hydroshield, con queste macchine che col sostegno del fronte in aria compressa e bentonite. E allora l'hydroshield in quel momento solo il Ferrofier ce l'aveva, perché ce l'avevamo sul piazzale, fermo da allora, quando abbiamo finito il lavoro di Roma, e quindi è stata la Vianini interpellò il Ferrofier per vedere se c'era questa disponibilità della macchina. La macchina dice là, però è ferma da 7-8 anni, quindi bisogna rimetterla in funzione, revisionarla, fare, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, ma insomma loro erano un po' per forza costretti a accettare tutte queste cose, e quindi hanno accettato, e a questo punto mi hanno richiamato dalla Sicilia, e sono ritornato a Roma, e siamo andati a San Vito Chietino, quindi abbiamo
trasportato tutta la macchina, trasporti eccezionali, carichi, insomma, perché parla sempre di roba da 50 tonnellate, 60 tonnellate, per esempio, non so, il cuscinetto, l'editore, insomma, pezzi, trasporti anche ingombranti, quindi organizzare questo trasporto attraverso insomma, queste società di trasporti eccezionali. Preparato un pozzo sopra, diciamo, la galleria, in mezzo a un vigneto là dove passava, profondo, diciamo, largo 20 metri, profondo circa 20 o 25 metri, no? E noi abbiamo montato la macchina, revisionata la macchina con modifiche, cose eccetera eccetera, e poi sempre con una gru da 700-800 tonnellate, diciamo, traliciato eccetera eccetera, preso tutto il barattolo, messo giù, no? e rimesso insieme i vari elementi di questa macchina, e praticamente abbiamo iniziato a scavare con questa macchina, e con questa macchina, con questo sistema, no, praticamente siamo riusciti a completare questi 1000 metri che erano rimasti, perché 5.000 erano da una parte e 3.000 dall'altra, e complessivi erano 9 km, quindi era rimasto un chilometro in mezzo, quindi praticamente abbiamo fatto questo chilometro, e questo è stato un lavoro forse il più complicato, diciamo, no? Perché diciamo, c'erano dei terreni sotto falda, sabbie finissime, con una pressione di sostegno al fronte che era quasi in aria compressa, bisognava andare quasi a 3 bar di pressione, quindi anche le condizioni fisiche non facili. Con i vari incidenti che abbiamo avuto, diciamo, addirittura abbiamo trovato una formazione geologica di sabbie cementate durissime che hanno deformato la parte dello scudo spingendo, quindi praticamente non girava più la testa fresante, quindi abbiamo dovuto andare dentro a togliere questa parte deformata con la scaricatrice, chiamiamola così, in aria compressa. Abbiamo lavorato 4 mesi in aria compressa, giorno e notte, no, in turni di 4 ore, con un inserimento di altre persone, di squadra, eccetera. Noi avevamo per fortuna, no, del personale che lavorava sulle piattaforme là nell'Adriatico, no, dell'Adriatica Subservice, che erano abituati a lavorare in aria compressa, e quindi li abbiamo richiamati insieme ai nostri, e abbiamo lavorato giorno e notte per 3 mesi per completare questa situazione, questo disastro che c'è. E poi comunque l'abbiamo superato, e siamo arrivati al completamento di questo. Questo era nel 98. Intanto, anche per dire, non abbiamo mai perso un giorno, un mese di fermo, no? Ripartiva diciamo, la metropolitana di Genova, perché dopo i fenomeni famosi del 1990, che li avevano messi tutti quanti dentro per le tangenti, eccetera, eccetera, ripartiva anche la metropolitana, perché allora a quel tempo, diciamo, sono stati diversi personaggi che sono stati messi dentro, e quindi il cantiere è rimasto bloccato, come il giorno che hanno chiuso praticamente era rimasto, diciamo, così come fosse che uno lavorava e ha tirato giù la serranda, ed è rimasto così. Quindi ha ripreso quel lavoro, che c'era già una macchina dentro che scavava, e quindi dal 98 al 2000 ho lavorato a Genova, e abbiamo completato un tratto di galleria che va dalla stazione Principe fino al mercato del pesce, verso la stazione l'altra stazione a nord. Dopodiché
intanto praticamente finito questo lavoro sono ritornato a Roma sulla tratta Trastevere-Viterbo, che è per il quarto binario, sempre con un altro tipo di macchina, che allora a quel punto a Genova, diciamo, la macchina acquistata non era un'altra, diciamo, tecnologia che veniva chiamata l'EPB, no? Diciamo, che vuol dire Air Pressure Balance, cioè il supporto del fronte praticamente avveniva attraverso la terra che scavava, quindi la macchina scavava da un setto, diciamo, che spinge in avanti, no, questa pressione è rilevata dai sensori che stavano su quello praticamente, no, diciamo, il materiale, no, quando è arrivato a quella pressione prevista dai progettisti, il materiale veniva tolto dalla camera di scavo attraverso una coclea, no, e quindi veniva portato fuori. Però diciamo, ecco, questo impediva qualsiasi franamento del fronte, perché la macchina spingeva avanti anche il materiale scavato. E questa era una nuova tecnologia, questo era il primo EPB, diciamo, in Italia. Finito quel lavoro, nel frattempo l'impresa Astaldi aveva preso l'appalto del rifacimento, diciamo, della costruzione del quarto binario nella zona di Trastevere fino a San Pietro, sulla linea Roma-Viterbo, no? E quindi sono rientrato, diciamo, a Roma con un'altra macchina nuova, diciamo, un diametro di circa 8 metri, no? E praticamente abbiamo eseguito questo lavoro. Fatto questo, diciamo, quindi verso il 2000-2002, finita la galleria nel 2002, diciamo che sono andato in pensione perché avevo anche di più dei requisiti necessari, eccetera, eccetera. Però l'impresa disse, guarda, in effetti ero ancora abbastanza giovane, insomma, quindi e allora dice, vai in pensione, però rimane con noi e continuiamo a lavorare. Allora, per farla breve, diciamo che intanto aveva acquisito il lavoro della metropolitana di Brescia, no? E quindi allora questa stessa macchina che stava a Roma, no? Dice portiamola a Brescia, no? Revisionata, rimessa a posto, eccetera, eccetera, e praticamente abbiamo fatto la metropolitana di Brescia, che erano altri 6 chilometri di galleria, no? Sotto la città di Brescia, in una zona anche abbastanza, diciamo, zone vecchie, quindi le case non proprio delle migliori, eccetera, quindi c'era anche qualche problema, però insomma diciamo che nel 2006, no, praticamente abbiamo fatto la metropolitana, che erano praticamente 6 km di galleria e 7 km di galleria artificiale, quindi anche in superficie. Quindi, però diciamo, noi ci interessava la galleria. Fatto questo, nel frattempo sempre l'impresa insieme con la Salini in Pregillo aveva preso il lavoro della metropolitana di Milano, e quindi praticamente da Brescia ci siamo spostati a Milano e ho lavorato fino al 2010, no? sempre come diciamo, non come dipendente ma come consulente, diciamo. Dopodiché finito questo lavoro, il direttore generale dice adesso, dice, che fai? Dice vai a casa, dice ma dice, perché? Dice non vieni, ci dai una mano in Cile, dice no, perché c'era, diciamo, una concessione, no, sulle Ande di un impianto idroelettrico da fare, no? E praticamente dovevano prelevare l'acqua di 2 fiumi che scendevano giù da due valli, no? E per unirli insieme, per acquisire più acqua e per far funzionare meglio la centrale, bisognava fare una galleria tra questi 2 valli, eccetera, eccetera, per elevare l'acqua e portarla di qua. Quindi era una galleria da circa 2500 metri, non molto cosa, però
diciamo, avevano anche fretta, quindi bisognava fare, loro dicevano bisogna portare una macchina, una TBM sulle Ande, no? E quindi hanno trovato una macchina, diciamo, di quelle anche non nuova, usata, di quelle che sono come un trapano, diciamo, senza rivestimento, senza niente, che scavava nella roccia. E quindi, diciamo, io mi ero un po' abbastanza non molto convinto, no? Perché non ero mai andato all'estero, diciamo, a lavorare, quindi insomma tutta una cosa a quell'età, insomma, dico, iniziare questa avventura. Però insomma mi dispiaceva anche non dire di no, insomma, e quindi ho accettato e diciamo, insieme a altri 3-4 amici, delle persone mie che avevo, eccetera, eccetera, siamo andati sulle Ande, no? E abbiamo montato questa macchina e abbiamo fatto anche quella galleria. Praticamente nel giro di 7 mesi, 8 mesi siamo arrivati dall'altra parte, che non si sapeva neanche dove arrivava, perché non c'erano neanche rilievi e cose tracciati, dove arrivava, insomma, ecco. Tanto è vero che quando siamo arrivati fuori c'era il fiume là, insomma, ecco, per dire, vabbè, comunque insomma, anche là insomma, certi problemi ci sono stati, però è stata un'esperienza eccezionale, devo dire, no, dal punto di vista delle zone sulle Ande, bellissimo, insomma, no? Ecco, una cosa che per esempio mi ha fatto un po' impressione è la prima volta che ci sono andato, che era luglio, no? Che siamo partiti, naturalmente qua c'è il sole, siamo andati su e discendiamo in ufficio, no? Su, che era normale, eccetera, eccetera. Quando siamo usciti fuori c'era 20 centimetri di neve, no? Perché là è inverno, insomma, no? E quindi dice no, è normale, insomma, no? Comunque diciamo che anche là è stata una ricca esperienza con le persone nuove, usi, costumi, veramente delle civiltà, insomma, cose che se potessi tornare indietro rifarei molto volentieri, perché ci sono dei posti bellissimi. L'America meridionale, andando giù verso la Patagonia, sono zone bellissime da vedere. Ecco, dopodiché sono rientrato, dopo ho continuato ancora a fare un po' di corse, perché siamo stati 2 o 3 mesi in Perù, a Lima, per studiare una gara della metropolitana di Lima, che poi non l'hanno presa, ma diciamo, poi dopo sono rientrato e io ho collaborato un po' alla stesura della gara per il Brennero, no? Del traforo del Brennero, insieme a Ghella e altre imprese, diciamo, no? Dopodiché però hanno vinto la gara e stanno facendo il lavoro. Io però a quel punto, che siamo arrivati nel 2012, no, ho detto adesso basta, ecco. E quindi praticamente ho chiuso definitivamente la mia esperienza lavorativa, soprattutto sempre con le macchine, insomma, ecco. Questa è stata sono stato fortunato di lavorare sempre con queste macchine, che sono macchine che richiedono diciamo, conoscenza notevole sia dei terreni, sia dei fenomeni diciamo, di subsidenza, eccetera, eccetera, e anche diciamo, una tecnologia nuova che adesso, pensando alla prima macchina che abbiamo lavorato nell'acquedotto del Peschiera, di come era quella, il rivestimento e tutto quanto quello che significava quel tipo di lavoro rispetto a quello che oggi è veramente sono stati fatti dei passi da gigante, che adesso veramente bisogna andare a lavorare in galleria non più col demolitore ma col camice bianco, diciamo, perché insomma le condizioni di sicurezza e di lavoro, eccetera, eccetera, sono completamente diverse. Il minatore non esiste più.